Ampio spazio su questo numero al patto per la sicurezza siglato tra la Prefettura e la Provincia di Venezia, in presenza del Ministro dell'Interno Roberto Maroni. La qualità della vita urbana, l'incolumità pubblica e l'esigenza dei cittadini di essere salvaguardati dalle situazioni di pericolo sono le premesse del documento firmato a Venezia. I dettagli del primo servizio. Le parti contraenti del patto per la sicurezza sono due, la Prefettura di Venezia da un lato e la provincia dall'altro. Ma all'atto della firma anche il Ministro dell'Interno Roberto Maroni aggiunge il suo autografo accanto a quello del neoprefetto Luciana Lamorgese e della Presidente Francesca Zaccariotto. Il patto per la sicurezza della provincia di Venezia, appena siglato, costituisce il terzo atto di una serie di modelli operativi già firmati e ispirati a criteri di collaborazione tra le forze dell'ordine e l'ottimizzazione delle risorse ed energie disponibili. Il 18 luglio 2007 fu sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e il Comune di Venezia, la provincia e la regione il primo patto per Venezia Sicura. A questo ha fatto seguito il 16 marzo 2009 il secondo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione in materia di sicurezza urbana e territoriale. Con l'esperienza maturata nell'ambito delle precedenti intese, Prefettura e Provincia di Venezia hanno ora voluto allargare lo spazio operativo, coinvolgendo la Polizia Provinciale con il ruolo di coordinamento con le altre forze dell'ordine e con il fondamentale contributo tecnico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Dopo un monitoraggio delle installazioni di videosorveglianza esistenti, altre telecamere verranno posizionate nelle aree più sensibili, sia sulla terraferma che in prossimità delle coste, per il controllo e monitoraggio di zone soggette a degrado, illegalità e commercio abusivo. Tutte le immagini arriveranno presso la sala operativa predisposta presso la provincia per la successiva segnalazione alle forze dell'ordine nel verificarsi di situazioni di allarme o di emergenza. Il patto per la sicurezza durerà 2 anni e semestralmente verrà sottoposto a verifica. L'avere una visione complessiva di quanto accade sul territorio va da un lato ad integrare e migliorare il servizio di poliziotto e carabinieri di quartiere, dall'altro a rafforzare l'ordine e la sicurezza pubblica nei servizi di controllo della circolazione stradale durante la stagione estiva e nei fine settimana, nonché contrastare la pesca e la commercializzazione abusiva di vongole. Ultimo, ma non meno importante, rafforzare la collaborazione in materia di protezione civile con il coinvolgimento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con il potenziamento a carico della provincia delle sale operative e l'acquisto di apparecchiature tecnologiche per le emergenze in aree industriali. È un patto molto articolato, ha detto il Ministro Maroni, che non solo va a contrastare il crimine, ma monitora le situazioni che possono degenerare in criminalità. E il ruolo della provincia è importante per la sua visione d'insieme del territorio. Sentiamo l'intervista. È un patto per la sicurezza fortemente innovativo, quello firmato oggi per la provincia di Venezia, perché si occupa non solo della criminalità comunemente intesa, ma vuole investigare anche le condizioni di degrado sociale e ambientale che possano portare a fenomeni di criminalità come le rapine, i furti, e si occupa anche di sicurezza in termini di protezione civile, quindi una forte azione integrata tra le forze dell'ordine, questura e prefettura, e le istituzioni, la provincia e i comuni. Una sfida verso l'innovazione, avendo come unico obiettivo quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Questo rende superflue le ronde? No, assolutamente no. Noi abbiamo definito un modello di sicurezza partecipata che vede come protagonisti, attori protagonisti, quelli tradizionali, le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e tutti quelli che si occupano professionalmente, la polizia locale, eccetera, eccetera, i sindaci con i poteri di ordinanza e i cittadini che vogliano partecipare al controllo del territorio in modo però ordinato, coordinato, guidato attraverso il sistema dei volontari per la sicurezza, con una procedura molto rigida di controllo per lasciare a casa loro i Rambo, i fai da te, e organizzare un controllo che sia a sua volta controllato. Siamo stati molto rigidi nelle norme e questo ha determinato
un po' di tempo necessario per le prime realizzazioni, ma adesso stanno già arrivando anche in provincia di Venezia. 44 comuni in un territorio vasto 2.462 km² e con una popolazione di 855.800 abitanti. Questi i dati della provincia di Venezia, 20ª a livello nazionale, verso i quali si estende il patto per la sicurezza. Con questa firma il cerchio si chiude, ha detto la presidente Francesca Zaccariotto. Presidente, importante il coinvolgimento della Polizia Provinciale in questo patto di sicurezza. Sì, credo che il ruolo che viene dato alla provincia sia quello proprio di coordinamento e di integrazione attraverso un lavoro proprio sinergico con le forze dell'ordine, con un ruolo della prefettura che è proprio quello di regia e che è finalizzato a mettere insieme tutte le varie realtà dei 44 comuni e a diventare un punto di riferimento, ad esempio con l'utilizzo di una centrale operativa unica per quanto riguarda il sistema delle videosorveglianze. Poi c'è il discorso dell'impiego della Polizia Provinciale in un controllo del territorio che possa andare oltre a quello che è l'aspetto fino ad oggi curato dell'ambiente e l'aspetto venatorio, tutto un lavoro legato alla formazione, all'informatizzazione e all'utilizzo anche della protezione civile, che è un'altra forza assolutamente importante che non va per niente sottovalutata per quanto riguarda situazioni legate proprio all'ambiente.